Buongiorno a tutti, come state? Innanzitutto, state bene? Datemi qualche pollicione che oggi vi ho preparato un argomento veramente molto figo. Poi dopo vi metto il link perché ancora con le dirette non possiamo usare BeLive come abbiamo visto perché aveva un po' di problemi e quindi vi faccio le dirette direttamente da qua, però non posso condividere lo schermo perché vi volevo far vedere una roba fighissima di come si fanno le ristrutturazioni alle 5 Terre. Però ve lo sto caricando il video con lo staff e quindi poi lo condivideremo, lo metteremo poi all'interno della pagina e ve lo condivido qua sotto. Datemi qualche pollicione che mi sentite, mi vedete che è tutto a posto. Tiberio, ci siamo, grande, mandami un pollicione. Anzi, condividete questa diretta perché queste informazioni sono le domande principali che tutte le persone che vengono ad acquistare un rustico alle 5 Terre o anche un immobile tradizionale, ciao Paola, grazie mille, mi chiedono spesso e quindi potrebbero essere veramente informazioni molto utili. Perché? Perché giustamente le persone a volte si spaventano un po' del fatto che essendo zone così isolate, essendo magari rustici o zone dove ciao cara, ciao Deborah, grazie mille, mettetemi tanti pollicioni così so che ci siete, almeno mi tenete al pezzo, mi tenete caldo, visto che oggi la giornata è un po' grigia, quindi bisogna lavorare sull'umore, quindi essere sempre positivi, bravi, spolliciate a manetta e condividete questa diretta perché vi do dei contenuti veramente fighi. Grande, c'è anche Stefano che è il nostro braccio destro proprio per le ristrutturazioni alle 5 Terre, quindi Stefano potrà testimoniare di come è una figata pazzesca ristrutturare gli immobili alle 5 Terre, ma come bisogna organizzare bene tutte le cose. Infatti io vi ho dato nell'anteprima o comunque nel testo della diretta vi ho messo 3 step fondamentali. Poi potranno sembrarvi banali magari perché a regola andrebbero fatti per tutte le ristrutturazioni o per qualsiasi tipologia di lavoro al di là dell'edilizia o delle cose. Perché però vi dico che alle 5 Terre la programmazione, programmare le lavorazioni soprattutto, perché è questo fondamentale, al di là della programmazione qui dobbiamo proprio avere una strategia. Perché vi faccio l'esempio, vado al sodo visto che vedo che vi state già collegando in tanti. Essendo dei ruderi, essendo in una zona dove non ci si arriva davanti con i mezzi, essendo delle zone dove comunque l'accessibilità è difficoltosa, tante persone si spaventano e mi dicono Matteo, cavolo, però per ristrutturare un rustico ci vorranno magari delle cifre esponenziali. Allora, sicuramente è un costo leggermente più alto rispetto a una ristrutturazione tradizionale magari di un appartamento in città dove arrivi sotto con i mezzi, metti magari o un ponteggio o una cosa e i materiali li porti lì. Dov'è però il vantaggio? Che le lavorazioni con l'elicottero, che voi vi sembrerà, io infatti ho un video che però ha una qualità un po', perché non l'ho potuto fare io perché non potevo stare lì sotto, non essendo autorizzato a stare nel cantiere, l'ho chiesto di farlo a un operatore quindi che lavorava lì sul cantiere, a Corniglia, di un nostro cliente che ha fatto delle lavorazioni veramente eroiche, come le chiamo io, delle ristrutturazioni. Dov'è la comodità e la figata? Che se te organizzi bene la strategia, organizzi bene tutto quello che ti serve da portare in cantiere, organizzi bene quello che è l'ordine del materiale e tutto, nel momento in cui devi far volare l'elicottero, che ha un costo comunque che non è da poco, ma comunque rispetto al materiale che riesci a portare su, più o meno abbiamo fatto dei calcoli, anche con Stefano l'abbiamo approfondito questa cosa, abbiamo visto che fare il volo con l'elicottero oppure calcolare la manodopera di portare sul materiale o con delle motocariole o con le teleferiche o con le grimaiere, alla fine bene o male i valori tra pagare gli operai a ore per portare sulle cose e pagare l'elicotterista che ti fa il volo, alla fine siamo lì. Perché? Perché dovete sapere che ogni sacco, non so se l'avete mai visto, però è per questo che vi volevo mettere il video, che è veramente uno spettacolo, perché quando lo vedi dal vivo un po' te la fai addosso quando vedi sto qua, perché è veramente soprattutto il ragazzo qua di Corniglia che fa l'elicotterista è veramente bravo, e a lui gli sembra di essere in motorino praticamente, e invece è sull'elicottero. Quindi ha una velocità, una cosa, e ogni sacco che porta su, praticamente i sacchi sono quei sacchi, non so se l'avete mai visti anche lungo la strada dove ci mettono dentro il materiale, sono dei sacchi bianchi fatti apposta che hanno due praticamente maniglioni, viene agganciato col gancio che ha proprio tutta la sicura, quindi il gancio
che viene giù dall'elicottero, ci sono gli operatori, quindi c'è un operatore all'aggancio e 2 operatori dove devono essere fatti le scarichi. Questi sacchi poi hanno praticamente, si chiama una guida, è praticamente un laccio abbastanza lungo che serve poi per nel momento in cui lui è molto bravo a essere, però magari o c'è il vento della pala o c'è le cose, quando lui arriva sul punto dove deve appoggiare le cose è naturale che non è che c'ha il mirino che te l'appoggia proprio lì. L'operatore sotto, avendo questo cavo più lungo, questa diciamo come se fosse un po' una cima di sicurezza, chiamiamola così, l'operatore da sotto cosa fa? Sposta o comunque si riesce a indirizzare la cosa per fargli appoggiare proprio nel punto esatto. Questo video che vi voglio caricare è bellissimo perché fate conto che lì eravamo in una posizione dove c'era da una parte la scarpata, da una parte il fabbricato, c'erano praticamente tipo 3 metri dove dovevi appoggiare le cose pari pari lì. E lo vedrete poi nella cosa, anche per portare su, faccio un esempio, tutti gli infissi, tutti diciamo le persiane, che in questo volo qua era proprio relativamente alla parte finale, diciamo. Abbiamo ragionato, lui ci ha messo veramente 3 minuti, o non mi sbaglio se dura 3 minuti e mezzo, mi sembra 4 minuti. È riuscito a portare su 2 pancali, quindi il camion aveva scaricato il pancale con sotto proprio il pancale che poteva metterci il gancio che infilava dentro, diciamo come se fossero le corna del muletto, ok? 2 pancali l'abbiamo portato su di persiane e di infissi e in 3 minuti e mezzo avevano tutto in cantiere gli operai. Gli operai cosa hanno fatto? Hanno spacchettato la cosa, hanno messo dentro e sono potuti andare avanti con le lavorazioni. Altra cosa, quei sacchi che vi dicevo prima, ogni sacco massimo il volo porta 13 quintali, quindi vi faccio un ragionamento. Portare su la sabbia, il cemento, il materiale, 13 quintali a ogni viaggio, considerate che lui a seconda dove riesce a scaricare il camion o meno, considerate che di solito un volo, se porti su tanto, considerate che più o meno dura mezz'ora, ok? Mezz'ora, un'ora, lui riesce a portare su veramente tanto materiale. Perché vi dicevo la programmazione delle lavorazioni? Perché se il professionista e l'impresa organizza bene le cose, porta tutto il materiale su in maniera organizzata, le lavorazioni riescono a rimanere abbastanza ben sincronizzate senza dover avere dei periodi morti. Quindi questo è il primo step che vi dico, alla programmazione delle lavorazioni. L'altra cosa fondamentale, questo penso sia abbastanza scontato, ma io ho imparato a non dare più niente per scontato, è che chi opera in quelle zone lì deve essere un'impresa specializzata, come Stefano della Casanova Next che avete già conosciuto nell'intervista. Lì il general contractor, comunque un'impresa che vi dà un pacchetto chiavi in mano, è fondamentale. Perché le lavorazioni che ci sono all'interno della ristrutturazione cosa sono? Di solito c'è la parte edilizia, facciamo conto le demolizioni, poi c'è la parte magari del cemento armato se è una ristrutturazione. Io vi faccio l'ipotesi peggiore, quella più complessa. Un rudere, come abbiamo visto, che ha 3 muri in piedi e basta. Dobbiamo fare tutte le pratiche edilizie che abbiamo visto ieri per la ricostruzione filologica delle cose e tutto, e la normativa oggi obbliga comunque a fare le fondamenta in cemento armato antisismiche, il cordolo perimetrale anche quello antisismico in cemento armato che poi verrà rivestito tutto in pietra, tutta una serie di calcoli di strutture che deve fare l'ingegnere. Cosa succede? Che in automatico, quando te devi fare quelle lavorazioni lì, ci vuole un'impresa specializzata nel cemento armato, poi ci vuole magari quello che ti fa le parti interne, poi ci vuole quello che si fa le finiture, poi ci vuole l'idraulico, l'elettricista per gli impianti, poi ci vuole magari quello che ti monta i pannelli solari fotovoltaici perché siamo in una zona dove magari non arriva l'energia elettrica. Se te metti in conto in una cosa normale e scegli operatori che fanno delle singole lavorazioni, diventa un casino e diventa un dispendio di energie veramente enorme, soprattutto gestire tutti i professionisti che devono lavorare insieme all'interno del cantiere, perché poi anche lì il professionista, che poi è il punto dopo che vediamo, anche lì quindi il direttore dei lavori, architetto, ingegnere, geometra, tutto lo staff che sceglierai deve fare un piano di sicurezza. Ecco, quello non l'abbiamo visto ieri nelle pratiche perché ne parliamo oggi. Dovete sapere che se all'interno di un cantiere operano più di un'impresa, ok, non un'impresa che ha 15 operai va bene, ma se sono più soggetti, quindi più imprese, a meno che non siano artigiani che lavora da solo, è obbligatorio fare un piano di sicurezza, perché il tecnico deve fare un piano di sicurezza per organizzare le lavorazioni all'interno del cantiere, perché le lavorazioni vengano fatte in sicurezza. Faccio un esempio: se c'è quello che sta lavorando sul tetto
è naturale che nel frattempo magari l'idraulico potrebbe andare avanti giù di sotto. Se non viene fatto questo piano di sicurezza si rischia, non viene coordinate queste lavorazioni, magari per gli esperti sono cose che vi dirò banali, ma magari per chi non conosce le lavorazioni ve le spiego. Deve essere detto, se mentre la persona sopra sta mettendo, faccio un esempio, le tegole sul tetto, ok, e uno sta lavorando fuori al marciapiede piuttosto che all'interno, devono essere organizzate le lavorazioni, perché se quello sopra magari non considera che sotto c'è qualcuno e magari butta di sotto un coppo rotto, o piuttosto le lavorazioni e le cose, si rischia poi di avere degli infortuni sul cantiere. E te proprietario, sì che c'è l'assicurazione dell'impresa, il tecnico, l'assicurazione, ma il committente dovete sapere che è sempre responsabile in solido. Cosa vuol dire? Che se una persona si fa male all'interno del cantiere, in automatico la denuncia viene fatta al committente, all'impresa e al professionista. Poi ognuno si difenderà e spiegherà come mai sono successe queste cose, perché è naturale, può succedere, una persona inciampa, si fa male, siamo in un cantiere, però te proprietario devi saperle queste cose qua, perché sei responsabile in solido insieme ai professionisti. Ti sembrerà una roba assurda, perché magari in Italia però funziona così, che dici ma io non sono in cantiere, cavolo, sto pagando un professionista, sto pagando un tecnico, sto pagando l'impresa e oltretutto devo essere responsabile io. Purtroppo in Italia funziona così, quindi devi sapere che hai la responsabilità. Quindi tornando a bomba è programmazione delle lavorazioni, quindi avere una strategia, quindi fare una mappa mentale, come diciamo noi, delle lavorazioni che devono essere fatte. Scegliere l'impresa specializzata e quindi verificare che l'impresa sappia lavorare in quella zona lì e sia strutturata per lavorare in quella zona. Mio consiglio, imprese come Stefano, quindi come la Casanova Next, che hanno la possibilità di darti un pacchetto chiavi in mano finito, oppure altre imprese che magari anche loro lavorano comunque sia hanno anche professionisti o collaboratori esterni, che possono essere comunque sia imprese che sono già esperte delle 5 Terre. Le 5 Terre ce ne abbiamo molte, non è che io voglio obbligarvi per forza a lavorare con Stefano, e ne conosco tanti altri, lo Stefano è un nostro partner, quindi, ma ce ne sono anche altre. Quelle che vi posso dire è però considerate di non farvi raccontare, scusate sempre il termine, la supercazzola, che magari ti dicono no ma io sì ci ho lavorato alle 5 Terre, cioè aver lavorato alle 5 Terre non vuol dire aver fatto la ripitturazione di una casa alle 5 Terre, o aver cambiato una gronda, o aver modificato una paretina interna in un appartamento alle 5 Terre, cioè essere specializzato in queste lavorazioni. Perché vi dico anche questo? Perché spesso ci siamo trovati con imprese che venivano da fuori, perché magari il cliente era di Milano, Parma, Reggio, come magari siete voi che mi state ascoltando, giustamente dice cavolo, ho l'impresa che mi ha fatto i lavori a casa da me, è un amico, magari anche un parente o comunque una persona fidata, preferisco far fare le lavorazioni a loro. Cosa è successo poi? Che non essendo organizzati con i mezzi, anche con le attrezzature per lavorare lì, alla fine erano partiti con un preventivo, perché magari avevano fatto un preventivo sulle lavorazioni, non considerando poi che dovevano noleggiare quel mezzo perché non ce l'avevano, dovevano fare quello perché non avevano l'attrezzatura, dovevano fare questo, quest'altro. Alla fine il preventivo è venuto cioè la fine dei lavori è venuto molto più alto del preventivo iniziale. Primo step. Secondo problema è che anche le tempistiche delle lavorazioni, perché vi dico che chi vi fa un lavoro e vi dà un pacchetto finito chiavi in mano deve comunque darvi delle tempistiche, perché deve essere bravo a organizzare il cantiere. Poi è naturale, ora un'emergenza come questa nessuno la poteva quantificare prima, e quindi non possiamo dire in caso di eventi eccezionali, come magari è successo negli inverni che magari piove molto, comunque se devi fare delle lavorazioni esterne non puoi lavorare perché magari, oppure devi organizzare le cose. Vi faccio un esempio perché devi conoscere la zona, devi essere esperto. Se il vostro rustico è vicino a dei vigneti, e la maggior parte sono all'interno diciamo dei vigneti delle 5 Terre, dovete considerare che c'è un periodo, ok, 2 periodi in cui non si può volare con l'elicottero. Uno nel periodo in cui l'altissima stagione, perché ci sono tutte le persone che camminano lungo i sentieri, quindi è pericoloso. Secondo, anche per soprattutto a vantaggio delle persone che hanno i vigneti e che producono il vino, c'è un periodo in cui i vigneti vanno in fiore, quindi ci sono comunque sia le cose. Se te fai un volo in quella zona, siccome l'elicottero quando si abbassa comunque fa parecchio vento e quindi comunque crea turbolenza, rischi di rovinare il raccolto diciamo di quel campo del vigneto che è lì vicino. Quindi anche il parco e le cose, ci sono delle prescrizioni
dove durante un certo periodo della stagione non si possono effettuare i voli. Quindi te che vieni a lavorare qua lo devi sapere, perché devi organizzare tutto prima che ci sia questo blocco, prima che arrivi il periodo dell'alta stagione, perché poi lì sia che tu sia vicino al centro abitato, e lì sicuramente da giugno a settembre è off limits, anche i lavori all'interno degli appartamenti, i cantieri si devono bloccare perché c'è un via vai di persone, quindi non c'è possibilità di accedere con i mezzi, la sicurezza, il cantiere magari quello si fa male, il turista che passa rischia che magari gli vola in testa qualcosa, e quindi il comune e le cose fanno delle ordinanze dove in un certo periodo della stagione non si possano effettuare le lavorazioni. Capisci bene che se te non le programmi a monte queste cose, rischi che magari dici ok, io parto con i lavori, facciamo un esempio adesso che siamo a parte adesso è tutto bloccato, facciamo conto in una stagione normale, parto il 2 di maggio, devo fare questi lavori, non organizzo le cose tutte, magari inizio a fare prima gli scavi, inizio a fare delle cose, quindi magari non faccio volare l'elicottero per portare tutti i materiali che mi servono per le lavorazioni successive in cantiere. Arrivi magari che hanno finito la parte più diciamo di scavi, struttura, cose del genere, arrivi al 15 di giugno, non hai fatto i voli, non ti sei organizzato il cantiere, devi bloccare il cantiere e rimane fermo per tutta la stagione, quindi vuol dire che riparti a ottobre a fare le lavorazioni. Poi magari a ottobre, novembre è il periodo che piove, quindi magari non puoi volare, non puoi fare lavori perché sta piovendo. Quindi vi dico ragazzi, perché averci delle persone che hanno esperienza è fondamentale, perché se te non calcoli queste cose, sei partito magari ora convinto di finire lavori in 3 mesi, 4 mesi magari se non sono lavori importanti, e rischi di andare dopo fuori tempo in un anno. Una situazione normale, uno che è esperto ti dice guarda, datemi dei pollicioni che mi seguite e che non mi perdete, ti dice ascoltami, organizziamo bene il cantiere, prepariamo tutte le autorizzazioni, prepariamo tutte le cose, magari prima che ci sia il blocco iniziamo a portare su tutto il materiale, ok, così abbiamo allestito il cantiere e tutto, però sappi che io come lavori ti parto faccio un esempio, dal 1 ottobre, però so che a manetta da ottobre vado con quelle lavorazioni lì. Oppure se visto il ragionamento della problematica temporale nel senso di brutto tempo, scusate, dico allora, ora che c'è bel tempo faccio veloce, organizzo tutto e arrivo alla struttura, faccio il tetto, quindi metto in sicurezza e tutta la parte diciamo esterna. C'è il blocco, quindi io ho già fatto quella parte di lavorazione lì, mi porto sul materiale per la fase 2, che abbiamo visto che ora si parla molto di fase 1 e fase 2, organizzo tutto, blocco i lavori perché magari oppure faccio solo le lavorazioni che all'interno posso fare senza problematiche, e quando si riparte sono già in sicurezza, quindi se anche arrivasse il brutto tempo te le lavorazioni esterne le hai già finite, magari devi fare solo le lavorazioni interne. Cioè ve ne sto raccontando tante proprio per farvi capire come la programmazione e le cose sono veramente importanti. Altra cosa, faccio un esempio, anche quello che abbiamo visto ieri delle pratiche, le lavorazioni devono essere fatte in un modo corretto, quindi perché vi dico il professionista esperto e che conosca la zona? Mettere una fossa biologica in maniera sbagliata per fare la fitodepurazione può avere due problemi: uno perché ti fanno l'accertamento e ti fanno un controllo e ti fanno un mazzo così, perché il parco viene a controllare se fai immissione di acque reflue non in modo depurato all'interno del terreno, perché capite bene voi che ci sono i vigneti e le cose esterne, quindi deve essere verificata che quella funzioni bene. Altra cosa, i pannelli solari, ci sono delle normative che puoi mettere i pannelli solari integrati nel tetto, ma devi fare un processo e dell'autorizzazione anche per quello. Oppure non li vuoi mettere sul tetto, li puoi mettere esterni vicino alla casa in posizioni però che dal mare non creino problemi, perché quello è un'altra cosa delle lavorazioni. Il discorso delle finiture interne, il sasso, la pietra deve essere fatta in un certo modo, il materiale deve essere acquistato quello per le prescrizioni, il tetto in legno fatto in un certo modo, le coperture in ardesia, perché in alcune zone sono vincolate, sono delle zone dove la tipologia di copertura è il coppo, perché magari in quella zona lì prima sono sempre stati utilizzati i coppi, in altre zone ti obbligano, anche se il tetto non è da rifare, però al coppo, se fai una ristrutturazione ti obbligano a mettere a posto anche quello, quindi devi smantellare la copertura, fare l'impermeabilizzazione, fare le cose e mettere l'ardesia se in quella zona lì è richiesta l'ardesia. Le colorazioni esterne, se non è a vista la pietra è intonacata, però puoi usare delle colorazioni che siano il rosa antico di Ligure piuttosto che il giallo, piuttosto che alcune colorazioni o bianco o quel rosso color mattone. Quindi ci sono tutta una serie di normative che il tuo tecnico lo deve sapere e le devi rispettare, quindi non puoi anche andare te
a tuo gusto, perché ti capisco. Scusate che bevo perché sennò vi perdo. Cosa succede? Che se te dici no, però a me sai cosa succede? A me mi piace farla gialla canarino. Faccio un esempio. Noi adesso di una casa a Monterosso che stavamo facendo il Rogit adesso, poi il cliente viene dalla Svezia e quindi poverino l'hanno bloccato là e non può venire fino a data da destinarsi, o adesso ci attrezzeremo per le procure. Il proprietario che aveva fatto tutte le lavorazioni, aveva fatto tutto, all'ultimo il tecnico in buona fede aveva dato la chiusura dei lavori e tutto, lui doveva finire di fare solamente la tinteggiatura esterna. A lui gli piaceva quel giallo e l'ha fatta di quel giallo lì. Quando lui è andato, perché dovevamo richiedere l'abitabilità dell'immobile, l'architetto è andato a verificare tutto perché giustamente ci doveva mettere il timbro e la sua responsabilità. Cosa aveva fatto? Due cose che gli tornavano comode a lui. La pitturazione l'aveva fatta di un colore diverso da quello che c'era scritto come prescrizione, e l'allacciamento agli scarichi della fognatura, siccome li avevamo la casa principale qui, un rustichetto piccolino accanto che era deposito, lui aveva predisposto la cucina all'interno dove c'era la parte abitativa, però ne aveva fatta un'altra predisposizione nel rustichetto esterno. Ha detto tanto chi le usa mangia più fuori, quindi cosa aveva fatto? Il collegamento, ha detto la cucina dentro ce l'ho fatta tanto perché devo far vedere che c'è l'angolo cottura, ma tanto useranno quella fuori, quindi noi questa qua non la useremo come camera magari. Quando il cliente che ha comprato ha detto no, io voglio utilizzare quella come cucina, l'architetto si è accorto che i collegamenti degli scarichi non avevano collegato quello scarico della cucina interna, ma avevano collegato lo scarico di quella esterna, quindi spacca tutto, rimette a posto quello. Per esempio la copertura che aveva fatto non era una terrazza ma aveva una pendenza diversa, aveva fatto una cosa, abbiamo dovuto trovare un modo per sanare anche quella cosa, e quindi vi dico, anche le lavorazioni che fate, mi raccomando, non fate di testa vostra, anche se a voi piacerebbe fare qualcosa magari di diverso, perché come abbiamo visto ieri, le pratiche e le cose relativamente alle 5 Terre vanno rispettate le regole e le prescrizioni, ok? Quindi io mi sono dato oggi 20 minuti di diretta per spiegarvi questo e ho già sforato. Mettetemi qualche pollicione se avete capito bene tutto, se avete domande veramente scrivetemi, mi fa piacere perché ci siamo noi, i nostri professionisti, le imprese, i tecnici che veramente possono darvi tutte le risposte. Finalmente il 4 dovremo riuscire a tornare almeno in ufficio e iniziare a preparare, a lavorare tutto. Per le visite non lo sappiamo ancora, sembra il 18, forse prima, forse dopo, vedremo poi come organizzarci eventualmente per le visite. Noi tanto adesso ci organizzeremo, già abbiamo fatto tutti i video, le cose degli immobili che avevamo potuto visitare prima, adesso ci metteremo in pari, avrete poi tutte le le visite digitali all'interno dei nostri immobili, in modo che anche in attesa di ripartire con le visite reali possiamo mandarvi tutto il materiale a casa, in modo che potete avere già e capire bene tutte le caratteristiche dei vari immobili senza intanto spostarvi. Poi la cosa importante è che vi vogliamo vedere dal vivo, vi vogliamo non abbracciare perché non ci potremo ancora abbracciare, salutare e incontrare per andare a fare delle belle passeggiate. Io vi ringrazio, oggi siete stati veramente tanti, mi fa molto piacere, quindi scrivetemi, commentatemi, mandatemi delle richieste, delle informazioni, qualsiasi domanda avete, scrivetemi e davvero condividete questa diretta, perché se condividete magari tante altre persone possono avere l'opportunità come voi di avere queste informazioni che, come vi ripeto, a noi fa piacere, ma avere tutta questa esperienza, avere tutte queste informazioni, tante persone ve le farebbero pagare, perché sono contenuti che se andate da un professionista vi fa la notula per queste informazioni qua. Quindi apprezzate il fatto che vi stiamo dando tanto valore, perché a noi ci interessa che voi veniate in queste zone, veniate a scoprire e finalmente che le 5 Terre possono ripartire a bomba appena finita questa emergenza. Io vi abbraccio tutti, ci vediamo domani nella prossima diretta. Ciao a tutti e buona giornata.